Grazie a fondi nazionali abbiamo potuto mettere in programma l'intervento del cimitero in modo da completare il lavoro che è in corso da tempo ma che appunto aveva bisogno di un rifinanziamento. Sono interventi attesi da tempo e per fortuna ormai ci siamo. È arrivato il via libera al progetto di ristrutturazione nel cimitero di Marghera, della chiesa, del campanile e dei manufatti limitrofi. Una decisione presa dalla Giunta su proposta dell'assessore Zaccariotto anche alla luce di un sopralluogo del sindaco Brugnaro lo scorso agosto. 199.000 euro per risolvere situazioni che da anni rendono inagibili le strutture. Per quanto riguarda la chiesa, si procederà con interventi delle parti cementizie e della copertura che presenta infiltrazioni d'acqua. Saranno sostituite le vetrate e i telai che le ancorano alle colonne in cemento. Per quanto riguarda il campanile, che presenta in alcuni punti lo sgretolamento e il distacco del rivestimento e infiltrazioni dal tetto, si procederà invece con la sostituzione della guaina di copertura e la realizzazione di un cappotto sulle pareti, rifinito con intonaco plastico. Interventi anche sull'obitorio. Un segnale importante di attenzione per Marghera e i suoi cittadini, ma non solo. Grazie al bando periferie poi sono stati stanziati dei fondi anche per Forte Tron, oltre che per gli altri forti, quindi insomma sono degli interventi che è bene sottolineare perché sono importanti.